Clamoroso ad Enna, ma clamoroso anche a Gela. L'unico capoluogo alle urne registra un risultato inaspettato. A vincere Maurizio Di Pietro, sostenuto da liste civiche di centrodestra con il 51,89% delle preferenze. Vladimiro Crisafulli, ex senatore uomo forte del centro-sinistra, esce sconfitto con il 48,11%. Il divario tra i due è di 360 voti. Al primo turno Crisafulli ha chiuso avanti, aveva definito facile la vittoria al ballottaggio. A Enna ha votato il 54% degli aventi diritto, 5 punti percentuali in più rispetto alle elezioni comunali del 2010, ma 12 punti in meno rispetto al primo turno 2 settimane fa. Il Movimento 5 Stelle conquista invece il comune del governatore Rosario Crocetta, dove negli ultimi giorni la campagna elettorale è diventata caldissima. Domenico Messinese del Movimento 5 Stelle ha battuto Angelo Fasulo, uscente candidato dell'asse Crocetta-Renzi, che si è fermato al 35%. Amaro il commento del governatore: rispetto le scelte degli elettori, collaborerò lealmente con tutti i sindaci siciliani a prescindere dalla loro collocazione politica. Sono pronto ad avviare una politica di investimenti nelle aree industriali di crisi della Sicilia. Il risultato delle urne della mia città non mi sconvolge, perché i grillini hanno vinto anche ad Augusta, segno, secondo Crocetta, del malcontento dei lavoratori e dei disoccupati. Tuttavia questo è un campanello d'allarme anche per il governo nazionale, aggiunge. Sapevamo già che sarebbe stata una battaglia difficile. Per il governatore occorre che il PD faccia una profonda riflessione. A Marsala Di Girolamo, candidato del PD, il nuovo sindaco della città del Trapanese, netto il vantaggio su Massimo Grillo. Il vincitore ha ottenuto il 62% delle preferenze, lo sconfitto si è fermato al 32%. Al primo turno era sfumata per poche centinaia di voti la vittoria di Di Girolamo. Nessuna sorpresa dunque al ballottaggio. È anche l'unico comune del Palermitano ad andare al ballottaggio. Ha il suo sindaco, e Giovì Monteleone, sindaco di Carini, ha battuto il candidato Gianfranco Lo Piccolo. Monteleone ha raggiunto il 60% contro il 40% dell'avversario.